Allora, ragazzi, io vorrei partire da un aspetto che ho trovato molto interessante, che è quello prettamente visivo del film, cioè queste inquadrature fisse sulla fonderia e poi in sottofondo le note audio dei due protagonisti. Volevo sapere come avevate lavorato proprio su questo aspetto visivo del film. Dunque, avevamo l'obiettivo di raccontare la storia di due personaggi che sostanzialmente sono a distanza, no? Perché il protagonista Giovanni si è trasferito in Polonia per questioni lavorative, rimane in contatto, diciamo, con la sua famiglia, quindi con la moglie Rita e con il figlio Pietro, tramite solo lo strumento telefonico, no? Quindi videochiamate, messaggi. La fabbrica è diventata poi anche per noi un mezzo per creare una metafora, no? Cioè, come lo vogliamo spiegare? Diciamo che in qualche modo l'alienazione del lavoro in fabbrica, perché Giovanni nel film è un semplice operaio che lavora in questa fonderia, in questa enorme fonderia, e l'uomo è solamente un appendice delle macchine, è lo stesso tipo di fenomeno che accade in realtà a Rita, che è la moglie di Giovanni, e che diventa inaspettatamente appunto così popolare nel web e finisce e viene mossa da un burattinaio che diventa il pubblico, e quindi sia Giovanni in fabbrica sia lei nel web di fatto svolgono una funzione, smettono di vivere e svolgono una funzione, per questo diventano in qualche modo entrambi alienati. Degli ingranaggi. E noi con questo tipo di inquadratura volevamo cercare di rendere al meglio questo senso di alienazione, dove non c'è più un movimento di macchina e sei costretto a contemplare quello che accade senza essere un attore. Questo. Avete scelto due protagonisti appunto conosciuti dal grande pubblico per le loro capacità comiche, anche se in realtà poi hanno alle spalle anni di teatro e quindi non c'è solo quella dimensione lì. Però volevo sapere se magari durante la lavorazione avete dovuto aiutarli a un po' trattenere questa loro, non dico verve comica, ma una certa esuberanza magari a cercare di inserire delle parti un pochino più comiche anche nello scambio che c'è tra di loro e il figlio. Sono state fondamentali le prove che abbiamo fatto chiaramente prima di girare, perché dovevamo settare in qualche modo il tono del film. E quindi sì, un po' all'inizio dovevamo effettivamente un po' tenerli. Poi in realtà il fatto che loro siano tre attori comici è stato fondamentale per il ritmo, perché hanno saputo, visto che buona parte del film sono queste videochiamate abbastanza lunghe, insomma, e durante una videochiamata insomma non c'è chissà quale movimento. È stata fondamentale i tempi comici, un po' per reggere un ritmo che se no con altri attori poteva un po' cadere ogni tanto. Assolutamente, poi il vantaggio grande che abbiamo avuto è stata la loro totale disponibilità. Nel senso, con Giovanni avevamo già lavorato in un cortometraggio che si intitolava Magic Alps, in cui lui già interpretava un ruolo drammatico, era il funzionario di un centro di immigrazione che doveva gestire un caso particolarmente problematico, un immigrato che arrivava in Italia con una capra, voleva chiedere asilo politico per lui e per l'animale, una storia vera, una storia vera. Raccontiamo sempre storie perlomeno per adesso, di personaggi intrappolati in situazioni kafkiane, un po' paradossali, un po' più grandi di loro, e devono cercare in qualche modo di eh, trovare una via di uscita, una fuga da questa, più che salvezza, una fuga da questi mondi molto ostili, no? E quindi avevamo già apprezzato, a parte la meraviglia di lavorare con Giovanni, che è una persona straordinaria, meravigliosa, ma poi anche ci serviva un personaggio che in qualche modo potesse avere quel piglio un po' brontolone, no? E Giovanni in questo era fantastico, Fase austera appunto. sì, quella un po' anche spigoloso, un po'. E quindi abbiamo proprio, cioè, la sceneggiatura è stata scritta pensando a lui. Dopodiché, nel costruire il cast, visto che praticamente non girano mai assieme, non sono mai in copresenza, abbiamo chiesto appunto a Giovanni, abbiamo lavorato assieme a lui per cercare di costruire subito un cast con cui ci fosse un'immediata alchimia, chimica, per cercare di arrivare a una famiglia vera, no? E quindi lui ci ha suggerito Alessandra, a cui noi già tra l'altro pensavamo, che l'aveva appena visto a teatro, uno spettacolo bellissimo. Lei è stata meravigliosa e con una disponibilità infinita veramente, perché è stata una produzione molto molto complicata. E poi anche Davide Calgaro, che è, lo diciamo,
Davide è un ragazzo, cioè fra 10 anni sarà uno degli attori, girerà in tutto il mondo perché è di una bravura incredibile. E noi, Si sarà dimenticato di noi. si sarà dimenticato. Ecco, Davide, ricordati di noi, che non ormai saremo ormai ben oltre la mezza età. E l'avevamo visto appunto nell'ultimo film del trio, Odio l'estate, dove è veramente un ragazzo di una naturalezza incredibile. Voi poco fa avete parlato delle prove e io guardando il film ho avuto una percezione di guardare qualcosa che si avvicinava anche molto al teatro. Non so se è un qualcosa che appunto è solo nella mia testa o se poi quando voi avete rivisto il film avete avuto anche voi una sensazione di qualche sfumatura che comunque si avvicina a uno spettacolo teatrale, perché a me questo scambio tra di loro, che anche appunto non erano in scena insieme in realtà, ha fatto pensare a una sorta di palcoscenico, non so. Questo a me fa molto piacere. Indubbiamente, tant'è che le prove le abbiamo fatte in una scuola di teatro. E no, sicuramente sì, si presta, è una storia comunque con pochissime location, di fatto ci sono 2 location, 2 appartamenti, uno italiano dove sta la moglie di Giovanni col figlio e uno polacco che è appunto dove sta Giovanni. E poi c'è la fabbrica, basta, sono finiti, per 80 minuti siamo sempre lì e quindi sicuramente sì, e visto che è anche pure tanto dialogato e non ci sono chissà quali azioni, sicuramente si presta alla effettivamente anche un trattamento teatrale. Sì. Cosa ne pensi? Visto che lui è anche sceneggiatore. Prossima stagione andiamo a teatro, cosa dici allora? Dobbiamo ottimizzare tutto il progetto. No, però è vero, e il trattamento è stato teatro anche nel senso, l'approccio visivo è stato molto vicino a quello del documentario, quindi in questo senso anche, no? Nell'andare a esplorare questi momenti piccoli ma in realtà molto dilatati, molto molto dilatati, perché poi volevamo... Alza la mano, vai. No, questo è importante, vai. Perché anche il modo in cui abbiamo girato le scene, non normalmente come si fa nel cinema, prima il campo e poi il controcampo, ma abbiamo girato contemporaneamente con 2 telecamere nell'appartamento polacco, nell'appartamento dove abbiamo ricostruito l'ambientazione polacca e quella italiana, che in realtà tra loro sono adiacenti, e abbiamo girato in contemporanea. Quindi questo anche per favorire tutto quello che a teatro succede, che al cinema spesso non succede, per esempio l'ascolto dell'altro, per esempio le mezze frasi non dette, sono tutte cose fondamentali per ricostruire la verosimiglianza di una chiamata vocale, cosa che invece avessimo girato separatamente, campo e controcampo, sarebbe stato forse tutto un po' più ostico ricostruire tutta questa parte. Questa cosa qua che dice Marco, giustissima, ovviamente ha alzato il coefficiente di difficoltà produttivo di questo film oltre a 5 metri di altezza e siamo felicissimi di ringraziare infatti la squadra incredibile che ci ha sostenuto in questo progetto, che è veramente super indipendente, come si diceva una volta, non so se si dice ancora, però si dice, sì, diciamolo. E penso infatti adesso il discorso di girare in diretta e in chiamata ha creato nella gestione stessa dell'audio, per esempio, una serie di difficoltà infinite e il lavoro incredibile che la squadra di Tommaso Barbaro ha fatto, il montatore Alessandro Belotti, il nostro direttore della fotografia Marcello Merletto, che hanno tutti veramente sposato, e tantissimi altri che non cito in questo momento solamente per questione di tempo, che hanno sposato veramente questo progetto con un amore veramente, come lo vuoi definire? Commovente? Infinito. Grazie mille. Grazie a te, grazie mille.